Francesco Vianello di Prima il Veneto. Buonasera a tutti, grazie. Oggi le forze di polizia hanno perso quello che era il compito istituzionale di rappresentare lo Stato e garantire la sicurezza a noi cittadini. Oggi un carabiniere, un poliziotto non vale più nulla, perché purtroppo i poteri che lo Stato dovrebbe garantire all'uomo in uniforme, che garantisce la sicurezza a noi, perché se noi oggi chiamiamo un poliziotto carabiniere che ci stanno menando, prima che lo bloccano e mettono le mani addosso, cioè c'è qualcuno già pronto con il telefonino a fare un filmato, cioè la gente non si rende conto di quello che sta succedendo, che stiamo esasperando la situazione. Quindi i ragazzini che sputano, picchiano i poliziotti carabinieri, spaccano le macchine di servizio, li insultano, cioè, ma di tutte le sorti. Cioè, da questo è il problema comunque che ne deriva, è una questione di applicare la giustizia che non funziona più. Dobbiamo dirlo, avere il coraggio di dirlo. È inutile che stiamo qua a girarci intorno, cioè è brutto dirlo, ma ci sono magistrati che fanno molto bene il loro lavoro, che purtroppo comunque sono penalizzati da alcune situazioni. Tu non puoi rimpallare comunque, prendere comunque la decisione del governo e la mettere in discussione. Ogni volta che c'è qualcosa di fatto comunque politicamente comunque dalla parte comunque del governo, qualcuno ci deve mettere comunque il becco continuamente. Dai, Sentiamo anche Vianello che voleva intervenire su questo tema. Questo è un problema politico che secondo me evidenzia proprio il totale fallimento del sistema Italia centralizzato tout court, quello che noi ripetiamo da tantissime volte. Cioè ormai l'Italia non è più in grado di produrre leggi adeguate, non è più in grado di tutelare i cittadini italiani che regolarmente pagano le tasse, e l'Italia non è più in grado di tutelare i rappresentanti delle forze dell'ordine che dovrebbero appunto fare gli interessi dello Stato stesso. Quindi è il fallimento di uno Stato su diversi fronti a 360 gradi, che poi vadano sui governi di centrodestra o quelli di centrosinistra. Purtroppo le loro azioni politiche si rivelano sempre fallimentari, sempre catastrofiche. Da una parte abbiamo avuto il centrosinistra che gioca a fare pirotecnici esperimenti sociali di integrazione, buttando letteralmente cariolate, no, di milioni e milioni di migranti più o meno regolari, molti dei quali sono clandestini, accettandoli con gioia indiscriminatamente all'interno dei nostri confini, senza aver preventivato minimamente dei piani con delle politiche di inserimento lavorativo, di mediazione culturale e linguistica che potessero consentire a queste persone di formarsi preventivamente e di trovarsi un lavoro, un'abitazione dignitosa, quindi delle condizioni di vita dignitose. E quindi non c'è stata nessuna pianificazione nel gestire questi flussi migratori che ormai sono da 30 anni che hanno investito il nostro paese. Quindi secondo me la sinistra purtroppo ha delle colpe storiche enormi, e ne farà i conti in cabina elettorale quando dovrà chiedere la fiducia agli elettori, perché la sinistra addirittura si vanta che possiamo continuare ad accoglierne ancora di più, 1 milione all'anno. No, sono pochi, altri 2 milioni, altri 3 milioni, tanto basta nella società italiana buttare dentro a badilate qualsiasi cosa, mescolare e sperare che poi le cose vadano bene, che si sistemino fatalisticamente, andrà tutto a posto, no? Andrà a finire tutto bene. Però, ma lei dice che con l'autonomia qualche cosa potrebbe cambiare? Secondo me sì. Senta, allora, visto che abbiamo fatto un po' le pulce prima con i lavoratori precoci, sì, abbiamo visto anche le cose, i pescatori di pace. A me magari un nostro telespettatore potrebbe chiedersi questo. Lei è di Prima il Veneto, sì, e abbiamo anche il Partito dei Veneti. Sì. Quindi siete in due. In cosa è che non andate d'accordo? Perché non state assieme?
Su questo andiamo d'accordo su tante. Per carità, no, devo dire, per par condicio che anche a sinistra c'è una costellazione di liste e listine, per cui abbiamo sempre questo problema. No, però per par condicio volevo un attimino chiudere, mi sono permesso bonariamente di bacchettare la sinistra, però non è che il centrodestra stia facendo meglio, attenzione, anzi abbiamo visto un centrodestra che probabilmente era stato votato in massa dagli italiani proprio per reazione a delle politiche migratorie fallimentari da parte della sinistra, ma anche il partito delle sorelle romane non si sta dimostrando assolutamente adeguato nel gestire questa situazione. Hanno sprecato 800 milioni di euro per quell'operazione fallimentare, no? Di quei specie di centri di detenzione temporanea, no? Dei migranti in Albania. Poi non ultimo c'è il caso del signor Osama al-Masri, perdonatemi se non lo pronuncio correttamente, che fa pensare che ci sia stata una gestione poco trasparente con le autorità libiche, con le quali sembra che andiamo tanto d'amore e d'accordo, ma allora mi viene spontaneo chiedermi, se andiamo così d'accordo, perché non riusciamo a bloccare i migranti prima che mettano i piedi in acqua, e perché le organizzazioni no profit internazionali che vorrebbero salvare giustamente milioni di vite non vanno ad attendere i migranti sulle spiagge della Libia e li caricano direttamente sulle loro navi per poi portarli a Bruxelles, ad Amsterdam, dove sembra che il meticciato sociale sia una cosa di cui vantarsi, no? Bruxelles ho già il voto. Oppure in Svezia, in Danimarca, in quei paesi che si vantano di avere un livello di welfare sociale superiore al nostro. Poi concludo. Che poi magari è anche vero, per carità, che ce l'abbiano, però forse ultimamente hanno qualche problema anche loro. Mi sembra che si siano spenti troppo velocemente i riflettori anche sulla vicenda della giornalista Cecilia Sala e di quello scambio con quel, tra virgolette, ingegnere terrorista iraniano. Mi sembra che frettolosamente sia stato messo, è stata archiviata presto, a tacere, chi lo sa. Delle sparate per scaldare il clima del dibattito pubblico subito dopo la sua elezione e il suo insediamento. Vorrà semplicemente dopo, attenti che anche i democratici hanno fatto espulsioni di migranti, l'hanno fatto in silenzio, sottovoce, senza tutta questa ribalta mediatica, ma hanno fatto molto peggio che non i repubblicani. Certo. Sì. Clinton, Obama, ma Clinton è stato uno che ha fatto un'espulsione. Per cui sempre americani, cioè sempre che a testa Marsa Bacada, che si sente paroni del mondo, che gada ancora sotto lo scudo di difesa, che facciamo stanno soggiogando. Un drone sola, vogliono soggiogare l'Europa come attaccandola dal ventre molle. Il ventre molle dell'Europa è proprio il governo del partito delle sorelle romane. No? È quello che hanno capito. Allora, Musetto, tra l'altro c'è anche da dire, forse perché si parlava. Questa è la bestialità, se mi permetto. No, il ventre molle. L'Italia, come durante la seconda guerra mondiale, noi siamo il ventre molle e questo governo lo sta dimostrando ogni giorno. Musetto lo sta dimostrando sistematicamente. No, ma non dica così, generale. Dicevo che in Libia purtroppo, vi ricordate quando c'era Gheddafi, ok, senza nulla togliere quel criminale che era Gheddafi, però era mantenuto un certo controllo sui flussi migratori. Dopodiché l'intervento scellerato però della Francia e dell'Inghilterra lo hanno destabilizzato in mancanza di un accurato piano per la gestione del dopo Gheddafi. Invece avete visto che quando si è trattato di rovesciare invece il buon Saddam Hussein in Iraq, con l'intervento statunitense pretestuoso, con tutte delle prove fasulle, no, che hanno dato il pretesto agli americani di intervenire in Iraq, però perlomeno era stata fatta una pianificazione per la gestione degli anni successivi.
Questo che poi non ha funzionato benissimo, non ha però funzionato comunque bene neanche lì, certamente, però la Libia è stata lasciata completamente in balia delle bande criminali. Parliamo di sport, credo, con Francesco Vianello, che mi pare di ricordare in un post bardato con i colori del Venezia, visto che ha appena ceduto il bomber Pau Giampaolo, tra l'altro per una squadra di Serie B, e praticamente a Venezia si è in lutto per questo. Sì, io vi chiedo veramente tutta la vostra solidarietà, perché per noi tifosi veneziani arancione-nero-verdi è un anno pieno di soddisfazioni questo, per cui sì, domani giochiamo a Udine, siete tutti invitati a casa mia alle 15, portate le birre, la soppressa la metto io. Perfetto, allora passeremo a comprarle, anche perché siamo tutti liberi più o meno quel giorno. Ricordate tra l'altro Pau Giampaolo, che è un centravanti finlandese, che però è l'unico che abita a Venezia, centro storico. Io personalmente lo vedevo spesso per strada, si era molto affezionato a Venezia e purtroppo, va bene, a volte viene prima il capitale, come dice Rosa Poloni, e quindi giocherà con il Palermo. Ci facciamo un prosecco.